per Napoli con la fermata di strani amuleti, frac, pantalone razzuato, bastone di bambù. Era un uomo dalla gobba pronunciata con le gambe arcuate e si intrufolava nelle botteghe offrendo i suoi servizi antiletterari. La cartencie! Oh, sì, che male lingua! Aia, fattura caro guaio! Occhio, occhio, prezzemolo del farocchio! Buonasera, ecco. Voi forse vedendomi così penserete che sono una persona infelice, sfortunata, menomata. Niente di tutto questo, io sono un portafortuna eccezionale, perché quello che vi può sembrare un segno negativo, questa gobba, in realtà è un tocco di Dio. Sì, perché dall'antica Grecia il cantos, cioè il cesto, era un segno di abbondanza, di ricchezza, perché le persone diventano gobbe perché portano qualcosa di molto ricco e chi tocca la mia gobba riceve un po' della mia fortuna, della mia ricchezza. Quindi attenzione, a Napoli sono una vera istituzione perché lo scartellato, il portatore di gobba, è l'antagonista perfetto dell'oiettatore. L'oiettatore è una persona che non è che lo fa apposta di portarvi il malocchio, cioè lui soltanto con lo sguardo vi fulmina. Diceva la mia nonna, fanno più gli occhi delle scoppettate, perché gli occhi delle persone cattive, voi le riconoscete, quelle persone tutte lugubri, no? Con quello sguardo cattivo, dice che è come il rospo, quello con l'occhio, con lo sguardo, il rospo fa crollare il lusignolo, lo fa morire stecchito, e così l'oiettatore. Ma io sono l'antidoto all'oiettatore. Naturalmente vi devo dare dei consigli, perché poi a Napoli ci sta tutta la maggiore filosofia, diceva la Serao che tutte le superstizioni del mondo a Napoli si sono conglobate e ingigantite. Quindi vi devo dare dei consigli. Per esempio, se voi vedete un oiettatore, non lo guardate mai negli occhi, perché quello fa male con lo sguardo. Quello a Napoli, la cultura dell'oiettatore venne addirittura dal Settecento. Ci stava il regno dei Borboni, no? E ci stava un famoso archeologo, si chiamava Andrea De Iorio, era un archeologo bravissimo. Però Re Ferdinando di Borbone disse: no, non lo voglio vedere perché questo porta male. Ma maestà, come potete fare questa figura? Un re, un regnante, un monarca che crede a queste sciocchezze. Questo è un archeologo di fama. Dice: no, quello porta male, non lo voglio vedere. Comunque si lasciò convincere dai suoi cortigiani di riceverlo. Il giorno dopo il re morì. Certo, teneva la sua età, però da allora a Napoli proprio l'oiettatore dovete stare attenti, vai a guardarlo negli occhi. No. Se dovesse venire a casa vostra, appena se ne va, gettate del sale rosso dietro le vostre spalle, scopategli appresso, se possibile toccate qualcosa di ferro, oppure fate finta che avete un improvviso prurito intimo, perché è molto importante. Poi bisogna difendersi anche dalla mala sorte, quindi attenzione a mai farsi attraversare la strada da un gatto nero, mai passare sotto una scala, mai mettere le monete o il cappello sul letto, mai rompere uno specchio oppure mai versare l'olio. Insomma, tante piccole attenzioni, mentre per attirare la buona sorte bisogna munirsi degli amuleti. Molto importante l'agno, importantissimo il ferro di cavallo, che deve essere sempre a posto con il verso l'alto, con la concavità verso l'alto. Perché è così importante il ferro di cavallo? Perché quando i cavalieri perdevano il ferro di cavallo si dovevano fermare, quindi si potevano riposare, e quindi per tutta la loro corte, la loro ciurma era molto importante il fatto che si fosse perso il ferro di cavallo. Molto importante però è la spilla. Attenzione, se qualcuno vi regala una spilla può portare male, dovete subito pungere il suo dito, così non vi regaleranno più niente, dovete subito pungere per uscire una goccia di sangue. Il corno, non dovete mai farvi mancare un corno, il corno è importantissimo. Il corno deve essere sempre di forma elicoidale, dovete rompere la punta perché deve scaricare tutti gli influssi negativi verso il dritto, verso il basso, quindi questo è importantissimo. E poi purtroppo se vi hanno fatto una fattura, vi hanno messo gli occhi, solo io lo posso scoprire, quindi dovete venire da me, vi dovete sedere, bisogna fare proprio un rito, vi dovete sedere, io vi
Vi guardo negli occhi, mi faccio il segno della croce, dico delle formule magiche e poi prendo una bacinella di acqua e ci metto 3 gocce di olio. Se queste gocce si aprono, quelle sono gli occhi, quindi vuol dire che tenete gli occhi in bollo. Più sono numerose le gocce, più vuol dire che la frattura c'è da molto tempo e ci vorrà molto tempo per toglierla. Quindi dovrò fare tutto un rituale di preghiere, poi dovrò tagliare gli occhi con le forbici, buttare quest'acqueolio in un posto segreto dove nessuno ci possa andare e tante volte lo dobbiamo fare che io vi devo togliere la fattura. Però stasera, perché è una serata magica, speciale, perché vi voglio bene, io farò una magia e vi toglierò, ce l'avete o non ce l'avete, vi toglierò tutti gli occhi di dosso, con una semplice parola, con una semplice frase, che è questa: occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, anime sante, togliete gli occhi, vuolla sta buona gente. Gesù, Maria, Giuseppe, fatelo per l'anima mia. Corna e bicorna, la fortuna non ritorna. Show, show, ciucciue!